La deputata regionale di Diventerà Bellissima Giusy Savarino è intervenuta a soluzione della chiusura del reparto chirurgia all'ospedale Barone Lombardo a Canicattì. Giusy Savarino annuncia che il reparto sarà nuovamente in funzione da oggi pomeriggio e afferma: mi sono subito occupata di questa tematica investendo del problema sia l'assessore regionale Razza che il manager Venuti e abbiamo immediatamente individuato una soluzione. Abbiamo individuato 5 chirurghi in incentivazione, così che il reparto riaprirà già questo pomeriggio. Nel frattempo si troveranno anche disponibilità di altre risorse che il manager Venuti si è impegnato a reperire anche in altre aziende sanitarie. L'ospedale Barone Lombardo sarà attenzionato come merita. Del resto abbiamo già fatto arrivare 1,5 milioni di euro per il pronto soccorso. La politica del fare, che è quella che noi interpretiamo, deve risollevare la sanità e dare ai cittadini di tutti i territori le risposte che meritano e che da troppo tempo si aspettano. E ascoltiamo nel merito la stessa Giusy Savarino. Il barone Lombardo di Canicattì sta vivendo un momento di emergenza, per cui è stato temporaneamente chiuso il reparto di chirurgia. Mi sono subito occupata di questa tematica, investendo del problema sia l'assessore regionale Razza che il manager Venuti, e abbiamo immediatamente individuato una soluzione, per cui già da oggi pomeriggio riapre il reparto e arriveranno 5 chirurghi in incentivazione a Canicattì. Nel frattempo si troveranno anche disponibilità di altre risorse che il manager Venuti si è impegnato a reperire anche in altre ASP, per cui il reparto riapre già da oggi e l'ospedale Barone Lombardo sarà attenzionato come merita. Del resto abbiamo fatto arrivare 1,5 milioni di risorse per il pronto soccorso. Non possiamo fermarci a questo. La politica del fare, che è quella che noi interpretiamo, deve risollevare la sanità e dare ai cittadini di quel territorio le risposte che quei cittadini meritano e da troppo tempo si aspettano.